Se io vi chiedessi di colorare un principe, voi che colore usereste? Azzurro? Blu? E sono sicuro che se vi chiedessi di colorare una bambola o una principessa, voi usereste il colore rosa. Perché parlare di stereotipi oggi non ce ne dovrebbe essere bisogno, ma in un mondo in cui a Samantha Cristoforetti, quando va nello spazio, chiedono chi penserà ai suoi figli mentre è nello spazio, quindi in un mondo in cui le persone di qualunque età si pretende ancora di esaurirle per intero all'interno di una casella così restrittiva come quella del genere o del sesso di nascita, come se questo dovesse orientare tutto il loro destino futuro, le loro attitudini, i loro sentimenti, le loro inclinazioni e le loro possibilità, ecco, ahimè c'è ancora molto bisogno di parlare di stereotipi per cercare sempre più di abbatterli. Ehi tu! Non puoi avere lo zaino blu! E perché? Perché il blu è il colore dei maschi e tu sei una femmina! Ma com'è triste quello zainetto! Perché? Perché non te ne compri uno nuovo, Magari tutto colorato, con i fiorellini! Ma a me piace così. Ma di chi è figlia? Ma di chi è figlia? Papà, perché il rosa deve essere per forza il colore delle femmine e il blu il colore dei maschi? Non è sempre stato così, sai? Il rosa non è sempre stato il colore delle femmine e il blu con i maschi non c'entrava proprio niente. Guardate qui.